pace del Signore a tutti, benvenuti al nostro culto Adorarti. Ti invito ad alzarti in piedi in questo momento. Fai un bel sorriso gioioso alla persona di fianco a te. Mostragli quanto sei felice di essere nella casa del Signore ad adorare il nostro Dio. Fai adesso un bel sorriso alla persona dietro di te o davanti a te. Saluta questa persona, questa è la persona con la quale avrai l'onore di adorare il nostro Dio questa sera. È la persona con la quale ti fonderai nell'essere uno in Cristo e far salire insieme a lei un'adorazione viva, un'adorazione pura al nostro Signore. Amen. Preghiamo in questo momento al nostro Padre che Dio possa farci sentire la sua presenza questa sera. Che già a partire dalla prima lode lo Spirito di Dio possa cominciare a ministrare ai nostri cuori, non solamente a farci sentire che Lui è qua presente, ma che possa farci sentire qualcosa di nuovo dentro di noi, che possa farci piangere, che possa farci ridere, possa farci saltare, possa farci sentire che Lui è qua e che Lui è pronto a manifestarsi nelle nostre vite. Amen. Padre, nel nome di Gesù noi vogliamo pregarti questa sera affinché, Signore, come noi siamo qua presenti ad adorare il tuo nome, ad innalzare a te le nostre lodi, i nostri clamori, le nostre preghiere, così anche tu possa manifestarti in mezzo a noi questa sera. Che questa possa essere una serata di gioia, una serata di allegria, Padre. Una serata di trasformazione, di cambiamento nelle nostre vite, una serata di ravvedimento dalle nostre opere e una serata in cui noi decidiamo nel nostro cuore di impegnarci di più ad avvicinarci a te. Io ti prego, Dio, che tu possa farci sentire la tua presenza qua, facci sentire il tuo Spirito, Signore, su di noi, in noi, dentro di noi e attorno a noi. Che questa Chiesa, come uni in Cristo, possa questa sera sperimentare quanto è buono e piacevole venire alla casa del Signore. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Sii con noi questa sera e ricevi la nostra lode. Amen. Alleluia, facciamo un applauso al nostro Signore Gesù. Alleluia. Più forte, facciamo più forte, facciamo sentire che noi ci siamo per adorare al Signore. Gloria a Dio, Signore, noi sappiamo che tu sei già qua, Signore, ricevi, Signore, la nostra lode tramite le nostre mani, Padre, nel nome di Gesù. Amen, alleluia. Allora vorrei vedere tutti com'è così. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smorso, Satana è sconfitto nei nomi di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smorso, Satana è sconfitto nei nomi di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, io vivrò, non morirò, mi goderò e dichiarerò chi vive in me, guarito sono nei nomi di Gesù. Io vivrò, ti loderò, ti dichiarerò chi vive in me, guarito sono nei nomi di Gesù. Amen. Alleluia. Era solo per riscaldare. Cominciamo, dai. Per noi combatte, accanto a noi sarà, lui quel giorno ha vinto, sì ha vinto già, non saremo smosso, Gesù tu sei qui, portando i nostri pesi, ci ha dato l'idea.
giorno ha vinto, sì ha vinto già, non saremo smosso, chi ci fermerà? Gesù tu sei qui, io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me, sono libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, e dichiarerò che vive in me, guarito sono nel nome di Gesù. Più per noi combatte, accanto a noi sarà, lui quel giorno ha vinto, sì ha vinto già, non saremo smossi, chi ci fermerà? Gesù tu sei qui, portando i nostri pesi, ci ha dato libertà, lui quel giorno ha vinto, sì ha vinto già, non saremo smossi, chi ci fermerà? Gesù tu sei qui, io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me, sono libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vive in me, guarito sono nel nome di Gesù. Più per noi combatte, crono ogni fortezza, il sole non avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù, la Chiesa griderà, griderà. Più per noi combatte, crono ogni fortezza, il sole non avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù, la Chiesa griderà, griderà. Più per noi combatte, crono ogni fortezza, il sole non avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù, la Chiesa griderà, griderà. La Chiesa più per noi combatte, il sole non avanza, Satana è sconfitto nel nome di Gesù, la Chiesa griderà, griderà. Io vivrò, non morirò, La tua potenza vive in me. son libero nei nomi di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vive in me, guarito sono nel nome di Gesù. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Alleluia. Questa canzone che noi faremo adesso era una canzone che oggi non era programmata, ma sono successi degli imprevisti, quindi abbiamo deciso di metterla oggi e devo dire che non poteva essere una canzone più azzeccata per oggi proprio, perché quando siamo andati lì nella sala di intercessione io mi sono messa lì a pregare e questa canzone si chiama Atti 2 e parla proprio dello Spirito Santo che scende e battezza col fuoco gli apostoli che erano riuniti. E devo dire che ho iniziato lì a pregare Dio in nome di Gesù, che il tuo Spirito Santo possa scendere in questo luogo, possa scendere già adesso in questa sala, a battezzarci, a manifestarsi. Ed è proprio questo che è successo. E chi era lì può dirlo, può confermare che lo Spirito Santo è sceso
e hanno iniziato a parlare in lingue e hanno iniziato a profetizzare e hanno iniziato e non volevamo più smettere. Io non volevo più uscire di là. Mi sono forzata ad uscire là perché stava iniziando il culto, ma io sarei rimasta là tutta la sera, perché dove c'è la presenza, lì noi siamo attratti. Dove c'è lo Spirito Santo di Dio, è lì che dobbiamo essere. E io credo che la presenza che era in quella sala si è trasferita qua, dove siamo tutti noi qua. E io ti dico, non aspettare qualcosa di sovrannaturale che accada, non aspettarti un movimento dal nulla. Comincia a cercare, comincia a pregare, comincia tu a profetizzare adesso, comincia tu a parlare in lingua adesso, che lo Spirito Santo si manifesta. In nome di Gesù, Spirito Santo di Dio, tu sei benvenuto qui. Il nostro cuore ti vuole, il nostro cuore ti desidera. Noi vogliamo sentirti ancora di più. Comincia a pregare, Santo Spirito di Dio. Oggi noi siamo qui con la sete di te. Vieni, Chiara, vieni. Riempi tutto oggi qui, perché voglio sentire il tuo potere, il tuo potere. Oggi noi siamo qui con la sete di te. Vieni, oh Dio, vieni, oh Dio. Riempi tutto oggi qui, perché voglio sentire il tuo potere, il tuo potere. Ora vieni, riempimi, il mio cuore è per te. Ascoltare la tua voce, la tua gloria contemplar. Ora vieni, riempimi, il mio cuore è per te. Ascoltare la tua voce e la tua gloria contemplar. Noi vogliamo contemplare la tua gloria. Oggi noi siamo qui con la sete di te. Vieni, oh Dio, vieni, oh Dio, e riempi tutto oggi qui, perché voglio sentire il tuo potere, il tuo potere. Ora vieni e riempimi, il mio cuore è per te. Ascoltare la tua voce e la tua gloria contemplare. Ora vieni e riempimi,
sempre a me. Tu è la gloria, tu è l'onore e la potenza per sempre a me. Tu è la gloria, tu è l'onore e la potenza per sempre a me. Dichiaro ora vieni, il mio cuore. Più forte ascoltare la tua voce E la tua gloria. ora vieni. Il mio cuore è per te. Ascoltare la tua voce e la tua gloria. Continua a dichiarare ora vieni, ora vieni. Ora vieni, battezza. Il mio cuore Il nostro cuore è è pronto per per te. te. Ascoltare la tua voce e la tua gloria contemplar. Ora vieni, riempimi, il mio cuore è per te. Ascoltare la tua voce e la tua gloria contemplar. Ora vieni. Ora vieni, riempimi. Il mio cuore è per te. Ascoltare la tua voce e la tua gloria contemplare. Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus. Vieni e battezza col tuo fuoco. In nome di Gesù. In nome di Gesù. Alza la tua mano in questo momento. Alza la tua mano. Alza la tua mano e dichiara vieni. Vieni, il mio cuore è pronto. Il mio cuore è per te. Il mio cuore vuole bruciare per te. Vuole bruciare ancora e ancora e ancora. Spirito Santo, Spirito Santo. Spirito Santo. Noi siamo qui per te. Il nostro cuore è già pronto per ricevere più di te. Per ricevere più della tua presenza, per ricevere più del tuo Santo Spirito, indipendente da tutto, indipendente dalle situazioni, indipendente dalle persone, indipendente dalle emozioni, dai sentimenti. Il nostro cuore è pronto e noi consegniamo la nostra vita a te. Santo Spirito de Deus. Siamo totalmente dipendenti dalla tua presenza, Signore. Di te, Signore, di te, Padre. Spirito Santo, Spirito Santo.
Tu sei adorato tra di noi, sei adorato tra di noi, Dio. Noi ti aspettiamo, vieni a prenderci, vieni a prenderci. Noi vogliamo la tua gloria, noi vogliamo la tua gloria. Sono totalmente dipendenti dalla tua presenza, Signore. Sei adorato tra di noi, desiderato oggi qui, ma niente si comparerà con la gloria che verrà. Oh, io non sono di qui, a casa tornerò, lui viene a prendermi e con lui io andrò. Io non sono di qui, a casa tornerò, lui viene a prendermi e con lui io andrò. Dichiara Yeshua, Yeshua, il Messia adorato, egli ritornerà. Yeshua, il Messia adorato, egli ritornerà. Noi ti aspettiamo, noi desideriamo il tuo ritorno, Dio. Noi desideriamo il tuo ritorno, noi desideriamo. Noi desideriamo. Dichiari sei adorato tra di noi, sei adorato, desiderato. Ma niente si comparerà. Niente si comparerà. Dichiari io non sono di qui, io non sono di qui, a casa tornerò, lui viene a prenderci e con lui io andrò. Io
tuo cuore questa sera. Prima di salire qua noi abbiamo avuto tanta difficoltà perché il batterista si è ammalato e noi abbiamo dovuto cambiare tutto. Noi abbiamo dovuto cambiare canzoni, noi abbiamo dovuto fare delle cose che non era programmato per oggi. E noi a volte quando le cose non sono programmate noi abbiamo paura, noi sentiamo quella tensione, dici Signore cosa succederà oggi, come sarà? Ma il Signore dice noi dobbiamo essere più dipendenti dal Signore perché niente dipende da noi ma tutto da Lui. Non siamo noi che siamo qua, cose strane succedono ogni giorno, cose che noi non programmiamo succedono ogni giorno, ma noi dobbiamo imparare ad essere dipendenti dal Signore ogni giorno. Ogni giorno, sai perché? Perché quando Gesù ritornerà noi non sappiamo quando sarà l'ora, quando sarà il giorno, ma noi sappiamo soltanto una cosa, che Lui ritornerà. E tutti coloro che vivono dipendendo dal Signore saliranno con Lui, perché quando noi dipendiamo da noi stessi, quando noi dipendiamo delle nostre forze o come andranno le cose, lo Spirito Santo si ritira da noi e dice fai con le tue forze. Ma quando noi diciamo Spirito Santo, io sono questo mondo, io voglio combattere per andare in cielo con te, io voglio combattere le mie afflizioni, io voglio combattere i miei dolori, io voglio combattere il peccato, io voglio rivedermi nella tua presenza, perché io so che io abiterò con te. Io non so quando tu ritornerai, ma io so che io salirò con te. Per questo il Signore ci invita ad essere dipendenti da Lui, a metterci davanti a Lui e dire Signore, io non so i giorni di domani, io non so se il Signore ritornerà questa sera, io non so se il Signore ritornerà la settimana prossima. Io voglio solo dire una cosa, Signore, noi siamo pronti, perché non dipende da noi, dipende dal tuo Spirito Santo che abita in noi. E quindi Padre, in questa sera noi possiamo avere questo senso di dipendenza della tua presenza, noi possiamo avere questo senso di dipendenza della tua presenza. Non è solo quello che noi facciamo, ma sulla tua presenza che abita in noi. Non è quello che noi facciamo in questa chiesa, ma è la tua presenza che c'è in questo luogo. Non è solo quello che noi apriamo la nostra bocca, ma è quello che lo Spirito Santo soffia nel cuore di ognuno. Padre, noi sappiamo che il tuo ritorno sta vicino, noi sappiamo che il tuo ritorno sta avvicinando e noi vogliamo essere pronti alla tua presenza. Noi vogliamo essere pronti per abitare con te. Io volevo che tu cantassi ancora una volta Yeshua, Yeshua, Yeshua. Soltanto Lui è il Signore di questa nazione, il Signore di questa chiesa, il Signore di questa città, il Signore della mia vita. Spirito Santo, facci con questo culto noi usciamo più dipendenti dalla tua presenza, dal tuo lavorare, Signore, dal tuo ministrare nei nostri cuori. A fare già dal primo momento di questo culto e ancora farà fino alla fine. Che oggi possa essere veramente una serata nuova, una serata di novità di vita per ognuno di noi, attraverso l'azione, l'agire dello Spirito Santo che si sta muovendo e che stiamo sentendo in mezzo a noi. Amen. Io ti invito a sederti qualche minuto, se si possono accendere le luci.
Amen. Vi lascio qualche avviso per questi prossimi giorni. Come sempre c'è la nostra sala di intercessione, per chi non lo sapesse, ogni sabato alle 7:30, l'ha detto prima anche la Gabi, questa sera sembra veramente che sia stata una benedizione questa mezz'ora di preghiera. Ho visto persone uscire in lacrime da quella stanza e io credo veramente che la potenza di Dio abbia visitato quel luogo, ogni persona che era lì presente, ma attraverso le loro preghiere. Io credo che l'agire dello Spirito Santo sia stato mosso per venire qua in mezzo a noi questa sera, per coordinare, per far venire qualcosa di magnifico in questi primi minuti di questo culto e ancora nei prossimi, qualcosa che soltanto lo Spirito Santo sa che ha preparato per noi. Oltre a questo, mercoledì abbiamo il nostro culto in casa, saremo a Stallavena questa settimana, in nome di Gesù, vero Suellen? Questa settimana ci saremo, mercoledì alle 8, quindi chi abita nella zona di Verona Est, siete tutti benvenuti al nostro culto in casa, dalla casa della nostra sorella Suellen e il nostro fratello Fabio. Oltre a questo, il 1° ottobre, penso che ci sia il banner, il 1° ottobre avremo il nostro culto delle donne. Eccoci qua, il tè delle donne, predicherà la missionaria Marta Vieira. Il 1° ottobre alle ore 4:30 sarà qua in chiesa, quindi tutte le donne, dove sono le donne della chiesa, alzino la mano come prima durante la lode. Tutte voi siete benvenute a partecipare a questo culto, il tè delle donne, ma non solo voi, invitate qualcuno che possa venire questo giorno a vivere un'esperienza con lo Spirito Santo attraverso come Dio userà questa predicatrice e tutto il suo muovere all'interno di questo tè delle donne. Quindi il 1° ottobre alle 4:30 di pomeriggio il tè delle donne qua in chiesa. Oltre a questo voglio presentarvi. In realtà l'avevo già presentato 2 settimane fa, ne abbiamo parlato alla riunione degli operai, ma finalmente comincia il nostro corso che si intitola Seguitemi. Questo è il modulo per le iscrizioni, questo corso avrà bisogno di iscrizioni, lo lasceremo là sul tavolo e alla fine del culto potete già cominciare a mettere i vostri nomi. Cos'è questo corso? È un corso di teologia? È un corso di operai? Di cosa si tratta? Assolutamente niente di tutto questo. Questo è un corso che ci invita a scoprire la nostra chiamata, che è ciò di più importante che noi dobbiamo vivere come figli di Dio. Una volta che noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nella nostra vita, il nostro compito, il nostro obiettivo è quello di vivere la chiamata che Dio ci ha dato. In questo corso scopriremo cos'è la chiamata, come svolgere la chiamata, a chi è rivolta la chiamata e soprattutto qual è la mia chiamata. Questo è un corso per tutta la Chiesa è benvenuta a partecipare, non è soltanto per gli operai, non è solo per i leader, è per tutti. Tutti quanti noi abbiamo la necessità di scoprire qual è la nostra chiamata e mettere a frutto la nostra chiamata per la gloria di Dio. Quindi lasceremo lì il foglio delle iscrizioni, il corso sarà fatto su Zoom una sera durante la settimana, sarà fatto molto probabilmente ogni 2 settimane, quindi non sarà un impegno troppo pesante per la nostra quotidianità, ma sarà un corso di vitale importanza per voi, per questa Chiesa e soprattutto per ogni persona che ancora oggi non ha potuto beneficiare della presenza di Gesù nella sua vita, ma attraverso lo scoprire la nostra chiamata riusciremo a raggiungere queste persone. Quindi comincerà questo corso che si intitola Seguitemi, così come furono le prime parole con le quali Gesù chiamò i suoi primi discepoli: seguitemi e vi farò pescatori di uomini. Eccoci qua. Ok, ultimo avviso di questa nostra serata sarà preceduto da un video, quindi io vi chiedo di spegnere un attimo le luci per passare questo video.
Allora, dopo questo video che ci ha fatto rivivere la nostra bellissima domenica, io voglio invitare qua con me Gideon, se puoi salire qua. Sarà l'ultima volta che ti faccio salire, fino al giorno in cui Dio ti chiamerà per predicare. Ti consegniamo il tuo certificato di battesimo nelle acque. Anche la nostra sorella Goia. E infine il nostro fratello Christian, che non vedeva l'ora di essere battezzato per cominciare a lavorare nell'opera del Signore. Ti consegniamo il tuo certificato di battesimo nelle acque. Amen. Ci alziamo in piedi in questo momento, facciamo una preghiera. Tu che hai portato la tua decima, la tua offerta, questa tua forma di adorazione, questa tua forma di celebrare il fatto che Dio ti ha tratto in salvo, in questo momento hai la libertà di consegnarla. Nuova canzone.
sei degno di tutta la gloria, degno di tutto l'onore, solo tu sei degno, solo tu sei degno, degno di tutta la gloria, degno di tutto l'onore, solo tu sei degno, solo tu sei Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento noi ti chiediamo la grazia di poter avere un cambiamento nelle nostre vite attraverso la tua parola, Signore, che questa possa essere una parola che provenga da te e che possa parlare, Signore, con ognuno di noi, che possa parlare con la tua Chiesa, cambiando, Signore, la tua Chiesa, modellandola, trasformandola, Signore, in ciò che tu desideri affinché il tuo regno possa essere fatto come in cielo così sulla terra. Io ti chiedo, Padre, di perdonare ogni mio peccato, Signore, affinché io possa essere uno strumento, Signore, adatto a portare questa tua parola e tutta la tua Chiesa possa essere beneficiata e possa rallegrarsi dall'ascoltare una porzione nuova dello Spirito Santo nella propria vita. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie. Eu peço para vocês abrirem as vossas Bíblias in Apocalisse, no livro de Apocalipse, capitolo 19. capítulo 19. Sedervi? Potete sedervi. Vocês podem se assentar. Mi ricordo le prime volte che predicavo, Eu lembro das primeiras vezes que eu pregava. non essendo abituato, Eu não estava acostumado, molto agitato, estava muito agitado mi dimenticavo completamente di dire alle persone di sedersi. e esquecia totalmente de falar para as pessoas se sentar. Dopo 20 minuti vedevo le persone cominciavano a sedersi così, Depois de 20 minutos eu via as pessoas que queriam sentar, assim. con un po' di vergogna mi ricordavo. Eu tinha um pouco de vergonha. Ok, allora Apocalisse capitolo 19, versetto 7. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Dice così: rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E diz: Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Penso che sia stata ispirata questa canzone che abbiamo appena cantato Essa música que a gente acabou de cantar foi, eu creio que seja muito inspirada per questo versetto con cui noi stiamo iniziando questa parola. por esse versículo que a gente está começando a palavra. Ma in realtà questo sarà solamente il versetto di apertura Mas na verdade esse vai ser só o versículo de abertura. e lo riprenderemo successivamente. Depois a gente vai pegar ele de novo. Ma volevo oggi cominciare questa predica in un modo diverso dal solito. Mas eu queria começar essa pregação de um jeito diferente. Volevo
raccontarvi, Queria contar para vocês, illustrarvi ilustrar uno studio, estudo, una ricerca uma pesquisa storica, archeologica e biblica histórica, arqueológica e bíblica che Dio mi ha portato a fare l'anno scorso. que Deus me levou a fazer ano passado, Successivamente a una scoperta che ho fatto. depois de uma descoberta que eu fiz. Spero che non sia solamente un momento per prendere un po' di informazioni, Eu espero que não seja só um momento para pegar algumas informações, ma è il modo attraverso il quale Dio ci farà entrare nel messaggio di oggi. mas é a forma em que Deus vai fazer a gente entrar na mensagem de hoje. Chiedo esattamente, questo qua è una mappa della Mesopotamia, Esse é um mapa da Mesopotâmia. tutta questa parte arancione, diciamo, più scura è la Mesopotamia, appunto. Toda essa parte laranja mais escura é a Mesopotâmia. E giusto per intenderci, quella costa dove c'è scritto Mar Mediterraneo, E aquele ponto onde está escrito Mar Mediterrâneo, sotto la Siria, debaixo da Síria, sarebbe il paese di Canaan, seria o país de Canaã, la terra promessa. a terra prometida. Cercherò di essere il più breve possibile, Eu vou procurar ser o mais breve possível, ma allo stesso tempo abbastanza chiaro nel lasciare queste informazioni. mas ao mesmo tempo muito claro ao deixar as informações. Allora, quando a scuola Então, quando na escola studiamo storia, a gente estuda história, il primo anno che si fa storia, o primeiro ano que a gente estuda história, si studiano 3 popoli: a gente estuda 3 povos: i Sumeri, os Sumeros, gli Assiri Assírios e Babilonesi. e Babilônicos. Ok. Sono i primi 3 popoli che si studiano. São os primeiros 3 povos que a gente estuda. Il primo è i Sumeri, Os primeiros, os Sumérios, perché i Sumeri hanno inventato la scrittura. porque esse povo inventou a escritura. Prima dell'invenzione della scrittura Antes da invenção da escritura, è preistoria. é pré-história. Dopo l'invenzione della scrittura è storia. Depois da invenção da escritura, é história. Solo che Só que, l'anno scorso ano passado, ho scoperto l'esistenza di un altro popolo eu descobri a existência de outro povo che non viene mai studiato insieme a questi 3 popoli, que não vem estudado junto com esses 3 povos, ma ha vissuto nella Mesopotamia mas viveu na Mesopotâmia, insieme a questi 3 popoli junto com esses 3 povos, nello stesso periodo. no mesmo período. Il perché questo popolo non viene mai studiato O porquê esse povo nunca vem estudado è perché gli storici é porque os históricos non sanno ancora definire con certezza, não sabem ainda definir com certeza, o non sapevano definire con certezza, ou não sabiam definir com certeza, come questo popolo sia stato estinto. como esse povo acabou? Se extinguiu. È stato estinto. Perché? Perché era un popolo veramente grande. Porque era um povo muito grande. Pensate che questo popolo, Vocês pensam que esse povo, che sono gli Accadi, qua vediamo Akkadian Empire, sono gli Accadi, acádicos, são os acádicos, è il primo impero della storia. é o primeiro império da história. È il primo impero della storia. O primeiro império da E história. non viene studiato a scuola. E não vem estudado na escola. Era un popolo molto grande, Era um povo muito grande. perché gli storici non sanno come si sia estinto. Porque os historiadores não sabem como esse povo acabou. Questo fino a poco tempo fa, Isso até pouco tempo atrás. perché alcuni archeologi, Porque alguns arqueólogos, andando a studiare la sabbia del Golfo d'Arabia, estudando a areia do Golfo da Arábia, hanno scoperto attraverso questa sabbia descobriram através da areia, che nel periodo in cui questo popolo è scomparso, no período em que esse povo desapareceu, nella terra c'è stata una grandissima siccità. na terra sofreu uma grande seca. Una siccità così grande Sofreu uma seca tão grande che imperi possono essersi estinti attraverso di questa siccità. que impérios acabaram através dessa seca. Quindi per questo motivo, Então, através desse motivo, molto probabilmente, muito provavelmente, l'impero accadico si è estinto. o império acabou. Che cosa ha a che vedere tutto questo con la parola di Dio? O que tem a ver isso com a palavra de Deus? Quando ho scoperto l'esistenza di questo popolo e il fatto di come si è estinto, Quando eu descobri da existência desse povo e de como ele acabou,
sono andato a informarmi sulla Bibbia, eu fui me informar na Bíblia, perché la Bibbia ci parla degli Assiri, dei Babilonesi, porque a Bíblia fala de todos esses povos. e quindi doveva esserci un riferimento anche agli Accadi. Então tinha que ter uma referência sobre os acádicos. Non so se si potrebbe mettere Genesi 10:10 al volo. Poderia colocar Gênesis 10:10, por favor? In questa ricerca che ho fatto sulla Bibbia E nessa pesquisa que eu fiz na Bíblia, ho trovato questo versetto. eu encontrei esse versículo. Questo versetto ci parla di un certo Nimrode Esse versículo fala de um certo Nimrod che ha fondato diverse città nella Mesopotamia. que fundou várias cidades na Mesopotâmia. Tra queste città noi vediamo Babel, che sarebbe quella della torre di Babele, Entre molto essas cidades, conosciuta, a gente encontra Babel, que é da Torre de Babel, muito conhecida, e se vedete c'è anche la città di Akkad. e a cidade de Akkad. La città di Akkad, se puoi rimettere l'immagine di prima, Se você pode colocar a imagem de antes, è la capitale dell'impero accadico. é a capital do Império Acádico. Quindi la Bibbia sì ci parla dell'impero accadico, Então a Bíblia sim nos fala do Império Acádico. ma ancora non sappiamo che cosa abbia a che vedere tutto questo con la Bibbia, con Mas la parola di Dio. a gente ainda não sabe o que tem a ver com a palavra de Deus. Gli Accadi si sono estinti all'incirca nel 2000 a.C. Os acádicos se desapareceram mais ou menos no Nel 2000 a.C. 3000 antes de 2000 antes de Cristo. E io sono andato a cercare chi ha abitato E eu fui pesquisar quem morou proprio in quell'epoca storica naquela época histórica nella Bibbia. na Bíblia. Chi sono i personaggi che vivevano in quel periodo? Quem são os personagens que viveram naquele período? Il personaggio più importante O personagem mais importante di cui la Bibbia ci parla, que a Bíblia nos fala, che ha vissuto nel 2000 a.C., que viveu entre o 2000 antes de Cristo, è il padre della fede, é o pai da fé, Abramo. Abraão. E non so se vi ricordate da quale città fu chiamato Abramo per andare nella terra promessa. Eu não sei se vocês lembram de qual cidade ele foi chamado para ir até a terra prometida. Abramo era originario di Ur dei Caldei. Abraão era originário de Ur dos Caldeus. Dei Caldei significa dei babilonesi. Significava dos babilônicos. Questo nome gli è stato dato a questa città dopo che i babilonesi l'hanno conquistata. Esse nome foi dado depois que os babilônicos conquistaram ela. Prima che la conquistassero si chiamava semplicemente Ur Antes que elas conquistassem, se chamava simplesmente Ur e faceva parte dell'impero accadico. e fazia parte do Império Acádico. Quindi Abramo Então Abraão faceva parte di questo impero. fazia parte desse império. Ora, se vi ricordate, Então, se vocês lembram, Dio chiamò Abramo Deus chamou Abraão e gli disse quelle famose parole: e disse aquelas famosas palavras: Abramo, esci dalla tua tenda, dalla tua parentela e vai verso il paese che io ti mostrerò, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai ao país que eu vou te mostrar, e io lo darò a te e alla tua e discendenza. eu vou dar a você e a tua descendência. Tutto questo noi lo sappiamo, Tudo isso a gente já sabe. e noi sappiamo che Abramo ha fatto un grande atto di fede, E a gente sabe que Abraão fez um grande ato de fé, lasciando tutto quello che aveva per andare là. deixando tudo que ele tinha para ir lá. Ma questa scoperta storico-archeologica Mas essa descoberta histórica e arqueológica risponde, secondo me, a una grande domanda, responde uma grande pergunta. perché qua non si tratta solamente Porque não se trata somente di Dio che voleva mettere alla prova la fede di Abramo. de Deus que queria colocar à prova a fé de Abraão. Che cosa sarebbe successo ad Abramo se Abramo fosse rimasto nell'impero accadico? O que teria acontecido com Abraão se ele tivesse permanecido no Império Acádico? Si sarebbe estinto insieme a tutta quella popolazione. Talvez ele teria desaparecido junto com o povo. Ma Dio Mas Deus ha voluto salvare la sua vita. quis salvar a vida dele. Noi vediamo prove di questa siccità, di questa carestia all'interno della parola di Dio. E a gente vê provas dessa seca dentro da palavra de Deus. Infatti appena Abramo arrivò alla terra di Canaan, Quando Abraão chegou na terra de Canaã, la Bibbia ci dice che ci fu una così grande carestia anche nella terra di Canaan a Bíblia nos diz que houve uma grande fome também na terra de Canaã, che Abramo è dovuto scendere in Egitto per un periodo. que Abraão teve que descer no Egito por um período. Tutto questo è solamente una prova, E tudo isso é somente uma prova, anzi un'ulteriore prova uma outra prova di come la Bibbia, de como a Bíblia, la parola di Dio, a palavra de Deus, è vera. é verdadeira. Tutto ciò che c'è nella Bibbia Tudo que tem na Bíblia è vero, é è verdadeiro. provato, É provado scientificamente, cientificamente, storicamente, historicamente, archeologicamente, e arqueologicamente. questa è soltanto un'ulteriore dimostrazione Isso é só uma outra prova della veridicità della Bibbia. da verdade da Bíblia. Ma quello su cui voglio ritornare
Mas sobre o que eu quero retornar, possiamo togliere se volete questa immagine, pode tirar a imagem, è che questo studio che vi ho illustrato é que esse estudo que eu falei para vocês risponde a una domanda. responde a uma pergunta. Perché Dio Porque Deus ha detto ad Abramo falou para Abraão di uscire da quella terra? de sair daquela terra. Perché se Abramo fosse rimasto, Porque se Abraão tivesse ficado, anche Abramo sarebbe morto, também Abraão teria morrido, insieme a tutto l'impero accadico. junto com o Império Acádico. Questa parola E essa palavra deve essere una parola che deve essere forte nei nostri cuori. tem que ser uma palavra forte nos nossos corações. Dio vuole che noi viviamo. Deus quer que a gente viva. Dio vuole vita per noi. Deus quer vida pra gente. La prima cosa che Dio vuole per noi E a primeira coisa que Deus quer pra gente è vita. é vida. Prima della chiamata di cui abbiamo parlato prima, Antes do chamado que a gente falou antes, Dio vuole salvarci. Deus quer salvar a Dio vuole gente. salvare le nostre Deus vite. quer salvar as nossas Dio vidas. ci ama e vuole salvare le nostre vite. Deus nos ama e quer salvar as nossas In vidas. Giovanni 10:10 c'è scritto che Gesù è venuto Em João 10:10 está escrito que Jesus veio per darci vita para nos dar vida e vita in e abbondanza. vida em abundância. E quando Dio dice questo, E quando Jesus diz isso, non ci si sta riferendo solamente alla vita che noi viviamo qua sulla terra, ele não está se referindo somente à vida que a gente vive aqui na Terra, ma si riferisce alla vita che noi vivremo nell'eternità. mas ele se refere à vida que a gente vai viver na eternidade. E soprattutto questa è la vita che Dio vuole che noi viviamo. É sobretudo essa vida que Deus quer que a gente viva. L'eternità A insieme a Lui. eternidade junto com Ele. Quando Dio ha fatto quella promessa ad Abramo Quando Deus fez aquela promessa a Abraão, e ha detto Abramo esci da questo paese, ele disse: Abraão, sai desse país, vai nel paese che io ti mostrerò vai no país que eu te mostrarei. e io lo darò a te e alla tua discendenza. E eu vou dar a você e a tua descendência. Dio non gli stava solamente promettendo una nuova vita su questa terra, Deus não estava somente prometendo uma nova vida nessa terra. gli stava promettendo una nuova vita nel regno dei cieli. Estava prometendo uma nova vida no reino dos céus. Infatti in Ebrei 11 c'è scritto Em Hebreus 11 está escrito che Abramo que Abraão, ha vissuto sì nella terra promessa, ele sim viveu na terra ma prometida, quello che desiderava, mas aquilo que ele desejava, quello che lui aspirava, aquilo que ele sonhava, era una patria celeste. era uma pátria E celeste. per questo motivo Dio non si vergogna di essere chiamato il Dio di Abramo. E por esse motivo Deus não se envergonha em ser chamado o Deus de Abraão. Dio vuole che noi viviamo. Deus quer que nós vivamos. E tutte queste promesse che Dio ha fatto ad Abramo E todas essas promessas que Deus fez a Abraão sono promesse che Dio fa anche ad ognuno di noi. são promessas que Deus faz a cada um de nós. Ad ognuno di noi. A cada um de nós. Noi siamo la discendenza di Abramo. Nós somos a descendência de Abraão. Quando Dio ha promesso quella terra celeste ad Abramo, Quando Deus prometeu aquela terra celestial para Abraão, la promessa a lui e alla sua discendenza. prometeu a ele e a sua descendência. Senti cosa c'è scritto in Galati al capitolo 3. Gálatas capítulo 3. Quando un testamento è stato concluso, quando un patto, una promessa è stata fatta, Quando um testamento, quando uma promessa foi feita, nessuno lo può annullare. ninguém pode anular. Le promesse furono fatte ad Abramo As e alla promessas- sua discendenza. Foram feitas a Abraão e a sua descendência. Non dice alle discendenze, Não diz as ma descendências, alla discendenza di Abramo, mas a descendência de Abraão. come se fosse una sola. Como se fosse uma só. E chi è la discendenza di E Abramo? quem é a descendência de Abraão? Gesù Cristo. Jesus Cristo. Questo è scritto in Galati capitolo 3 versetto 15 e 16. Isso está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 15 e 16. Ma il versetto 29 dice ancora così: Mas o versículo 29 diz: se dunque noi siamo in Cristo, E se sois de Cristo, noi siamo la discendenza di Abramo então sois descendência de Abraão e eredi secondo le sue promesse. e herdeiros conforme a promessa. Quelle stesse promesse che Dio aveva fatto ad Abramo. Aquela mesma promessa que Deus fez a Abraão. Quando Dio gli ha dato vita togliendolo da quel paese, Quando Deus deu a ele vida, tirando ele do país, non una vita solamente sulla terra, ma una vita nel cielo, nella sua patria celeste, una vita eterna. não somente vida aqui na terra, mas vida na terra celestial. Quelle stesse promesse vivono in noi quando noi diventiamo di Cristo, Aquelas mesmas promessas vivem dentro da gente quando a gente se torna de Cristo. perché noi siamo la discendenza di Abramo Porque nós somos a descendência de Abraão, attraverso di Cristo. através de Cristo. Ci sono decine di versetti nella Bibbia che ci dicono che Gesù ci ama, Tem muitos versículos na Bíblia que nos dizem que Jesus nos ama. che dicono che Gesù vuole vita per noi, Que Jesus que
que diz que Jesus quer vida pra gente, che ci fanno capire quanto noi siamo preziosi per Dio. que nos faz entender o nosso valor para Deus. In Isaia, al capitolo 43, c'è scritto: perché tu sei prezioso ai miei occhi. Em Isaías capítulo 43 está escrito: porque você é precioso aos meus olhos. Gesù racconta una parabola dicendo che noi siamo delle perle preziose agli occhi di Dio. Jesus conta uma parábola dizendo que nós somos pérolas preciosas aos olhos de Deus. Noi abbiamo un grande valore per Dio, Nós temos um grande valor para un Deus. valore così grande, Um valor tão grande, che Lui ha dato tutto quello che aveva que Ele deu tudo o que tinha per salvarci. para salvar a gente. Pensa al valore che tu hai Pensa no valor que você tem per Dio. para Deus. Lui che è Dio Ele que é Deus si è fatto servo, se fez servo, si è fatto servo se fez servo per te. para você. Non so se tu sei mai stato servo di qualcuno, Eu não sei se você já foi servo de alguém, anche semplicemente se sei già stato trattato male magari sul tuo posto di lavoro ou simplesmente se você foi tratado mal no teu lugar de trabalho o a scuola, ou na escola. magari il tuo capo del lavoro o la Talvez- tua insegnante Talvez o teu chefe ou tua professora ti hanno trattato male, te trataram mal, hanno richiesto troppo da te, pediram muito de você, dicendoti brutte parole, trattandoti male, dizendo palavras más, te tratando mal, come un servo. como um servo. Ecco, questa è una minima parte Essa é uma mínima parte di quello che Gesù ha dovuto provare daquilo que Jesus provou per salvare te. para salvar você. E Lui poteva benissimo non fare tutto questo, E Ele poderia muito bem não fazer tudo isso, perché Lui è il capo del tuo capo di lavoro. porque Ele é o chefe do teu chefe de trabalho. Lui è il capo di ogni re, di ogni governante di questa terra. Ele é o chefe de cada rei, de cada governante dessa terra. Ma per te, Mas por você, Lui ha deciso di scendere, Ele decidiu descer, di farsi servo, se fez servo, di essere trattato male, ser tratado mal, di ricevere brutte parole, de receber palavras más, di ricevere frustate, de ser frustrado, di essere picchiato de ser açoitado e di morire per te. e de morrer por você. Ha fatto tutto questo Ele fez tudo isso soltanto per dimostrarti quanto Lui ti ama, só para te demonstrar o quanto Ele te ama, quanto tu hai valore per Lui. o quanto você tem valor para Ele. Dovresti essere gioioso, allegro di questo. E você deveria estar feliz por isso. Non dovresti essere triste di questo. Você não deveria ser triste por Gesù isso. l'ha fatto con gioia, Jesus fez com alegria, l'ha fatto con amore. fez com amor. Ma sapete, io credo fortemente Mas eu creio fortemente che per quanto Gesù ci ami que por quanto Jesus nos ama, di un amore infinito e incondizionato, Ele nos ama de um amor infinito, incondicional. Lui voglia tantissimo Ele quer muito che anche noi lo amiamo allo stesso modo, que nós também o amemos do mesmo jeito, che noi riusciamo ad avere una relazione con Lui come Lui ce l'ha con noi. que possamos conseguir ter um relacionamento assim como Ele tem um relacionamento com a gente, Che noi siamo innamorati di Lui. que somos apaixonados por Ele. Se noi vogliamo vivere una vita cristiana gioiosa, Se queremos viver uma vida cristã alegre, noi dobbiamo essere innamorati di Gesù. temos que ser apaixonados por Jesus. Se tu vuoi vivere una vita cristiana gioiosa, perché dico gioiosa? Se você quer viver uma vida alegre, por que eu digo alegre? Quando noi siamo innamorati, Quando estamos apaixonados, chi è già stato innamorato? quem já foi apaixonado? Nessuno è stato innamorato? Ninguém? Oh Paolo, grande Paolo. Sei fortunata Geola, l'unico innamorato. Sortudo de ela, o único apaixonado. Quando noi siamo innamorati, noi perdiamo completamente la testa, no? E quando estamos apaixonados, a gente perde totalmente a cabeça. Noi faremo qualsiasi cosa per la persona che amiamo, A gente faria qualquer coisa pela pessoa que a gente ama, ogni pazzia, cada loucura, e la faremo con gioia, no? a gente faria com alegria. E anche se ci sta cascando il mondo addosso, E mesmo se está acontecendo de tudo, anche se ci succedono cose brutte, mesmo se acontecem coisas ruins, non le percepiamo neanche, a gente nem percebe, perché siamo innamorati porque a gente está apaixonado e perché siamo amati. e porque somos amados. Mi ricordo che quando i primi tempi che io uscivo con Andrea ho fatto un sacco di pazzie, Eu me lembro dos primeiros tempos que eu estava saindo com o André, eu fiz um monte de loucuras, ma le facevo con gioia, mas eu fazia com alegria, senza neanche pensare
alle conseguenze. sem nem pensar nas consequências. Mi mettevo a stalkerarla fuori di casa. Eu stalkeava ela fora de casa. Ho scoperto dove abitava, facevo gli appostamenti. Eu descobri onde ela morava e eu ficava esperando ela. Passavo ore fuori da casa sua, Eu passava horas fora da casa dela, sperando che arrivasse a casa, non la vedevo mai. esperando que ela chegasse e eu nunca via ela. E insomma un sacco di cose, un sacco di storie interessanti. E muitas coisas, muitas histórias interessantes. Ma tutti quanti noi, Mas todos nós, quando siamo innamorati, quando estamos apaixonados, facciamo tante cose per la persona che amiamo, a gente faz tantas coisas pelas pessoas que nós amamos, con gioia. com alegria. E anche se ci succedono cose brutte, E mesmo se acontecem coisas ruins, il nostro amore o nosso amor non ci fa neanche vedere tutte queste cose. não nos deixa ver essas coisas. Per questo ti dico Por isso eu te digo che per vivere una vita cristiana gioiosa, que para viver uma vida cristã alegre, noi dobbiamo tornare ad amare Gesù. nós devemos tornar a amar Jesus. Se tu sei un cristiano infelice, Se você é um cristão infeliz, Gesù ti dice questa sera torna al Jesus primo amore. te diz essa noite, retorna ao primeiro amor. Se tu sei un cristiano che vede più gli eventi brutti della tua vita Se você é um cristão que só vê as coisas ruins da tua vida e non vede la cosa bella, e não vê a coisa bonita, la salvezza, a salvação, l'eternità, a eternidade, la presenza di Dio nel tuo a cuore, nella presença tua de vita, Deus no teu coração, na tua vida, allora devi tornare al primo amore. então você precisa voltar ao primeiro amor. Devi tornare a essere innamorato di Gesù. Você tem que voltar a ser apaixonado por Jesus. Se tutti quanti fossimo innamorati, Se todos nós fôssemos apaixonados, innamorati veramente di Gesù, de verdade apaixonados por Jesus, dov'è la caccina? Eccola cadê a Catinha? Nel teatro di quella volta non ci sarebbe stato bisogno del tuo pagliaccio, No teatro que a gente fez, não teria tido a necessidade do palhaço dela. il pagliaccio delle lamentele, O palhaço das lamentações. perché nessuno avrebbe bisogno di lamentarsi. Porque ninguém teria necessidade de murmurar. Saremo tutti allegri, gioiosi, Todos nós seríamos alegres, perché saremo innamorati porque somos apaixonados e ci sentiremo amati. e nos sentiríamos amados. Dio con noi desidera un rapporto di vero amore. E Deus deseja com a gente um relacionamento de verdadeiro amor. Nella parola di Dio E na palavra de Deus, abbiamo letto come testo a iniziale, gente leu como texto inicial, Dio ci chiama la sposa di Cristo. e Deus nos chama de noiva de Cristo. Noi siamo la sposa dell'agnello. Nós somos a noiva do Cordeiro. Noi come chiesa siamo la sua sposa. Nós como igreja somos a noiva. E Dio vuole questa relazione con noi. E Deus quer esse relacionamento com a gente. Come un marito lo ha con la sposa Como um marido tem com a mulher e la sposa col marito. e a mulher com o marido. Il versetto che abbiamo letto diceva così: O versículo que a gente leu dizia: rallegriamoci alegremo-nos, ed esultiamo exultemos e diamo a Lui la gloria, e demos glória a Ele, perché sono giunte le nozze dell'agnello porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e la sua sposa si è preparata. e sua noiva já se preparou. Questo versetto ci parla delle nozze, Esse versículo nos fala das bodas, di questo evento grandioso che vivremo là in cielo, desse evento grandioso que a gente vai viver no céu, l'evento più aspettato della Chiesa di Gesù, o evento mais esperado pela igreja de Jesus, il nostro matrimonio con Gesù. o nosso casamento com Jesus. Ma adesso, togliendo un po' questo lato gioioso, Mas agora tirando um pouco esse lado questo alegre, lato sognatore, innamorato, esse lado sonhador, apaixonado, voglio farti riflettere su una cosa. eu quero que você reflita sobre uma coisa. Gesù vuole darci la vita Jesus quer nos dar vida perché ci ama, porque Ele nos ama, ma Gesù vuole allo stesso modo che noi lo amiamo. mas Jesus quer que nós o amemos. E per vivere tutto questo abbiamo bisogno di una cosa. E para viver tudo isso a gente precisa de uma coisa. Voglio rileggerti un'altra volta il versetto che abbiamo letto. Eu quero reler outra vez o versículo que a gente acabou de ler. Rallegriamoci ed Alegremos-nos, esultiamo exultemos e diamo gloria a Lui, e demos glória a Ele, perché sono giunte le nozze dell'agnello porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e la sua sposa e sua noiva si è preparata. já se preparou. La sua sposa A sua noiva si è preparata. se preparou. Togliamo un po' questo lato innamorato, sognatore Vamos tirar esse lado apaixonado, sonhador e riflettiamo su queste parole. e vamos refletir sobre essas palavras. Noi non possiamo presentarci alle nostre nozze Não podemos nos apresentar no nosso casamento messi in qualunque modo. de
questo vestito di cui noi ci vestiremo, Mas esse vestido que a gente vai vestir, anche se la parola di Dio usa questa immagine di lino fino, mesmo se a palavra de Deus usa essa imagem de linho fino, non si tratterà di un qualche tessuto speciale o qualcosa del genere. não se trata de um tecido especial ou algo do tipo. Il vestito di cui noi dobbiamo rivestirci O vestido que a gente tem que se revestir per essere preparati para estar pronto per la nostra sposa, para nossa noiva, per il nostro sposo. Opere sante, obras santas, le opere giuste, obras justas, le opere di cui noi dobbiamo rivestire la nostra vita. obras que a gente precisa revestir na nossa vida. Quando stavo preparando questo messaggio, Quando eu estava preparando essa mensagem, l'ho preparato oggi, eu preparei hoje, ho finito di preparare oggi terminei de preparar hoje, e non volevo predicare su di questo, e eu não queria pregar sobre isso, volevo predicare su un'altra cosa. queria pregar sobre outra coisa. Tutta la prima parte mi doveva condurre a un altro argomento, E toda a primeira parte devia me conduzir para outro argumento. ma affinché stavo preparando Dio ha cominciato a ministrarmi su tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Mas enquanto eu estava preparando, Deus começou a ministrar sobre tudo que a gente já falou. E quando sono arrivato a questo punto E quando eu cheguei nesse ponto, mi sono ricordato di quel versetto che ho citato anche prima, eu me lembrei daquele versículo que eu citei che antes, si trova in Apocalisse, capitolo 2. de Apocalipse, capítulo 2, Qui vediamo una delle carte alle chiese dell'Apocalisse, la carta della chiesa di Efeso. que a gente vê uma das cartas para a igreja de Éfeso. E qua Gesù dice che contro la chiesa di Efeso c'è che aveva abbandonato il suo primo amore. E aqui a carta diz que Jesus tinha contra a igreja que a igreja tinha abandonado o primeiro amor. E abbiamo parlato prima, noi dobbiamo ritornare al nostro primo amore. A gente já falou antes que a gente deve voltar ao primeiro amor. Solo che andando a ricordarmi a memoria questo versetto, Só que relembrando esse versículo, mi ricordavo che diceva così: eu lembrava que dizia assim: io conosco le tue opere, eu conheço as tuas la obras, tua fatica, la tua costanza, a tua constância, a tua fadiga, e so che non puoi sopportare i malvagi, e sei que não pode suportar os malvados, ma ho questo contro di te, mas eu tenho isso contra você, che hai abbandonato il tuo primo amore. que você abandonou o teu primeiro amor. E quindi stavo pensando, caspita Dio, com'è possibile? Então eu estava pensando, meu Deus, como é possível? Tu mi hai appena portato su un versetto che ci parla che dobbiamo fare le opere per mostrare il nostro amore a Gesù. O Senhor acabou de me levar para um versículo que fala que nós devemos cumprir obras para demonstrar o amor a Jesus. E invece su questo versetto, E nesse versículo, qui ci stai parlando che conoscevi già le opere buone che faceva questa chiesa, o Senhor diz que já conhecia as boas obras da igreja, ma nonostante le buone opere doveva ritornare al primo amore. mas além das boas obras ela tinha que voltar ao primeiro amor. I conti non tornano. E não está batendo. Allora sono andato a rivedermi questo versetto Então eu fui reler esse versículo e Dio mi ha aperto gli occhi. e Deus abriu os meus olhos. Infatti dice così: E diz assim: ma ho questo contro di te, mas eu tenho isso contra você, che hai lasciato il tuo primo amore. que você deixou o teu primeiro amor. Ricordati dunque da dove sei caduto, Relembre aonde você caiu, ravvediti, arrependasi, se arrependa e torna a fare le opere di prima. e volte a fazer as obras de antes. Ecco che qua allora Gesù E Jesus ci torna a parlare di opere. volta a falar de obras. Opere per mostrare l'amore che abbiamo per Lui. Obras para demonstrar o amor que temos por Ele. Sono sincero, quando sono arrivato a questa conclusione E sinceramente, quando eu cheguei nessa conclusão, mi sono un po' rattristato, eu fiquei um pouco triste. perché proprio stamattina Porque hoje de manhã, Andrea mi stava dicendo a Andrea estava me falando che stava preparando una parola per la Chiesa, que ela estava preparando uma palavra para a igreja. e una parola che parlava proprio di questo. E uma palavra que falava sobre isso. E allora io ho pensato, no, non posso rubare la parola all'Andrea. E eu pensei, eu não posso roubar a palavra da Andrea. Non volevo assolutamente arrivare a questo punto. Eu não queria chegar nesse ponto. Dio dammi un'altra parola. Deus me dá outra palavra. Ma sono arrivato qua e questa era la parola che doveva essere portata alla Chiesa. Mas eu cheguei aqui e essa é a palavra que tinha que ser entregada à igreja. E la parola non è finita, E a palavra não acabou. ma è giusto che sia la pastora Andrea a terminare questa parola, Mas é justo que seja a pastora Andrea para terminar essa palavra, conforme a quello che Dio aveva già parlato al suo cuore. conforme quanto Deus já falou ao seu coração. L'ho chiamata prima, Eu chamei ela antes, pochi minuti prima delle prove della lode, poucos minutos antes da prova do ensaio, e do louvor, gli ho detto, e eu falei, avendo paura che
dopo mi picchiasse, tendo medo que ela batesse em mim depois. guarda che sto per rubarti la parola. Olha que eu tô roubando a tua palavra. Ma gli ho spiegato tutto quanto, Mas eu expliquei tudo para ho ela. spiegato come Dio mi ha condotto fino a qua Expliquei como Deus me trouxe até aqui. e gli ho detto guarda che se non verrà predicata questa parola, Eu falei, olha que se essa palavra não for pregada, penso che faremo qualcosa contro lo Spirito Santo. eu acho que a gente vai fazer algo contra o Espírito Santo. Questo è quello che Gesù vuole oggi portare alla Chiesa. Isso é aquilo que Jesus quer trazer hoje para a igreja. Ma è giusto e buono che sia lei a concludere Mas questa é parola, justo e bom que seja ela a concluir a palavra, conforme a quello che Gesù aveva già ministrato al suo cuore, conforme quanto Jesus já ministrou ao seu coração. perché la Chiesa ha bisogno di questa parola. Porque a igreja precisa dessa palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Dio. Falo italiano, tu traduci. Falo português. Amém. Agradeço ao meu marido pela honra de poder terminar uma palavra que ele ministrou. Ringrazio mio marito per l'onore di poter finire una parola che lui ha già ministrato. E aquilo que eu falava com ele hoje de manhã E ciò di cui io parlavo con lui stamattina é próprio sobre essas obras que Deus nos pede. è proprio su queste opere che Dio ci chiede. Mas não é qualquer tipo de obra. Ma non è qualsiasi tipo di opera. Eu falei que uma pessoa chegou para mim Io le ho detto che una persona è venuta da me e falou assim: você precisa elogiar mais as pessoas. e mi ha detto tu devi fare più complimenti alle As persone. pessoas fazem um monte de coisa, você precisa chegar lá e fazer e dizer bravo. Le persone fanno un sacco di cose e tu devi arrivare e dire bravo. Isso me entristeceu muito o coração, E questo ha rattristato il mio cuore. porque quando nós pensamos Perché quando pensiamo che as obras que nós fazemos para Deus le opere che facciamo per Dio precisam ser elogiadas, devono ricevere complimenti, precisam ser aplaudidas, devono essere applaudite, nós não estamos fazendo para o Senhor, noi non stiamo facendo per il Signore, mas para Deus. ma per Dio. Eu falei com o Henrico, essa igreja já teve 4 pastores. Questa chiesa ha già avuto 4 pastori E pela honra e glória do Senhor, e per l'onore e la gloria del Signore eu servi com todos eles. io ho servito con tutti loro. E vocês podem perguntar para eles E voi potete chiedere a loro se eu me empenho só, se eu estou me empenhando só agora na obra de Deus. se mi sto impegnando solo ora nell'opera di Dio, Se eu estou fazendo só agora. se sto facendo solo ora. Eu falei para o Henrico assim: Henrico, eu tenho um ciúmes tão grande das coisas de Deus. E io ho detto a Enrico, io sono così gelosa delle cose di Eu Dio. tenho um ciúmes tão grandes que eu perguntei para Deus se isso era algo errado. E sono così gelosa delle cose di Dio che ho chiesto a Dio se era qualcosa di sbagliato. Porque as coisas do Senhor, Perché le cose del Signore, a nossa demonstração que nós temos que, aquilo que nós temos que demonstrar para o Senhor, ciò che dobbiamo dimostrare al Signore, não merece aplausos, non merita applausi, não merece ser elogiado na frente dos outros. non merita ricevere complimenti davanti a tutti. Eu sou uma pessoa que me esqueço disso. Sono una persona che si dimentica di Eu questo. sou uma pessoa que eu admiro as pessoas que fazem, mas eu me esqueço de elogiar as pessoas. Sono una persona che ammira ciò che le persone fanno, ma mi dimentico di fare i complimenti. Mas o Espírito Santo sabe o que ele diz para nós? Ma sai cosa dice lo Spirito Santo a noi? Que quando nós precisamos de elogio, Che quando abbiamo bisogno di complimenti, nós precisamos rever o nosso amor por Deus. dobbiamo rivedere il nostro amore per Dio. Nós devemos rever quanto nós amamos o nosso Deus. Dobbiamo rivedere il nostro amore per Dio. Porque se nós precisamos de aplauso, Perché se abbiamo bisogno di applausi, quando os aplausos nos faltarem, quando gli applausi ci mancano, nós vamos parar. ci fermeremo. Mas quando nós trabalhamos por amor àquilo que Deus colocou nessa nação, Ma quando lavoriamo per amore a ciò che Dio ha fatto e ha messo in questa nazione, não por amor àquilo que Deus colocou na vida do Henrico e da Andrea, non per amore a ciò che Dio ha messo nella vita di Enrico e Andrea, não por amor porque nós somos os pastores, non perché noi siamo i pastori, mas porque Deus te escolheu ma perché Dio ti ha scelto para fazer a diferença nessa nação. per fare la differenza in questa nazione. Quando nós chegamos neste lugar, Quando siamo arrivati in questo posto, talvez você olhe para meu rosto, forse guardi la mia faccia, talvez você olhe para o Henrico forse guardi Enrico e você não gosta muito do nosso jeito. e non ti piace molto il nostro modo di fare. Talvez você esperava uma pastora diferente. Forse ti aspettavi un pastore diverso. Eu sempre digo que quem entra aqui dentro dessa igreja Io dico sempre che chi entra dentro questa chiesa olha para todo mundo guarda tutti e pensa: quem é a pastora dessa igreja? e pensa chi è la pastore di questa chiesa? Menos eu. Tutti meno io. Porque eu sou uma pastora que
uso tênis. Perché io sono una pastora che usa sneakers. Talvez você não espera isso. Forse tu non ti aspetti Mas eu te questo. digo uma coisa, o Espírito Santo Ma io ti dico una cosa, lo Spirito Deus Santo, Dio, nos escolheu ci ha scelto para algo muito maior per qualcosa più grande do que o meu e o ministério, meu ministério e o ministério do Henrico. che il mio e il ministero di Enrico. Deus nos escolheu para uma obra maior. Dio ci ha scelto per un'opera più grande. Deus nos escolheu para trabalhar com Ele com aquele ar apaixonado que o Senhor quer que nós façamos. Dio ci ha scelto per lavorare per Lui con quell'aria innamorata che abbiamo. Deus nos escolheu para nós. Deus nos escolheu para que a gente seja puxa-saco, se pode dizer. Dio ci ha scelto perché noi siamo le capiedi. Deus não nos escolheu para que a gente fica alisando o pastor. Non perché restiamo ad adulare i pastori. Deus não nos escolheu para isso. Non ci ha scelto per questo. Deus nos escolheu para algo maior. Dio ci ha scelto per qualcosa di più grande. E esse amor que o Henrico falou hoje E questo amore che Enrico ha detto oggi é um amor que nós devemos sentir todos os dias. è un amore che dobbiamo sentire tutti i giorni. Ele começou essa palavra ministrando Ha iniziato questa parola ministrando que Deus ele quer que nós vivamos, che Dio vuole che viviamo, que Deus tirou Abraão de um lugar che Dio ha tolto Abramo da un posto onde ele teria morrido, dove lui sarebbe morto, para que ele vivesse. perché lui vivesse. Talvez Deus te tirou de um lugar Forse Dio ti ha tolto da un posto onde você pensou que você ia ficar para sempre ali, dove pensavi che saresti rimasto per sempre lì, mas Deus te mandou você sair daquele ma lugar, Dio ti ha detto di uscire da quel posto porque naquele lugar você ia morrer. perché in quel posto saresti E morto você não entendeu. e tu non hai capito. E você chegou nessa igreja E sei arrivato in questa chiesa com dois pastores, con due pastori, talvez que você não esperava, forse che non ti aspettavi, mas o Senhor não te chamou para nós. ma il Signore non ti ha chiamato per noi. O Senhor te chamou porque essa nação precisa. Il Signore ti ha chiamato perché questa nazione ne ha bisogno. O Senhor te chamou para que o teu coração seja apaixonado por Ele. Ti ha chiamato perché il tuo cuore bruci di amore per Lui. O Senhor te chamou para você mudar uma cadeira de lugar. Ti ha chiamato per cambiare una sedia di E que posto você não precise que eu venha, que nós possamos, ser aplaudido por isso. e non dobbiamo essere applauditi per questo. Deus está chamando aquelas pessoas que adoram o Senhor no secreto Dio sta chiamando quelle persone che adorano il Signore nel segreto e que ninguém vê. e che nessuno vede. Deus está chamando aquelas pessoas que ninguém vê, Dio chiama quelle persone che nessuno vede, que estão che escondidas, sono nascoste, que não são aplaudidas, che non sono applaudite, porque delas vai sair um grande poder. perché da loro uscirà un grande potere. O Senhor está te chamando para você pegar o seu óleo mais precioso Il Signore ti sta chiamando perché tu prenda il tuo olio più prezioso e derramar nos pés do Senhor. e lo versi ai piedi del Signore. O Senhor não quer que nós derramamos o nosso pior para Ele, Il Signore non vuole che noi versiamo il nostro peggio a Lui. porque quantas vezes com o caminhar do casamento, Molte volte nel matrimonio, às vezes o amor vai se relaxando a volte l'amore si rilassa, e nós não fazemos mais aquelas coisas non facciamo più quelle cose que nós fazíamos no início. che facevamo all'inizio. O Henrico não fica mais na frente de casa esperando eu sair. Enrico non mi aspetta più davanti a casa. O Henrico não faz mais aquelas coisas doidas. Enrico non fa più quelle cose pazze. E nós vamos... não estou xingando você, amor. E nós vamos relaxando. E si rilassa. E Deus nos chama ao primeiro amor. E Dio ci chiama al primo amore. Quando nós éramos dispostos Quando eravamo disposti a gastar todo o nosso tempo a spendere tutto il nostro tempo por amor a Ele. per amore a Lui, A gastar tudo aquilo que nós tínhamos a spendere tutto ciò che avevamo por amor a Ele. per amore a Lui. Porque o nosso Deus não é digno de restos. Perché il nostro Dio non è degno di resti. O nosso Deus é digno da nossa melhor Il adoração. nostro Dio è degno della nostra migliore Deus é adorazione. digno do nosso melhor louvor. È degno della nostra miglior lode. Não quando o nosso tempo sobra, Non quanto ci resta del tempo, mas quando nós separamos ma quando noi separiamo algo para o Senhor. qualcosa per il Signore. O Senhor é digno Il Signore è degno que você faça algo para Ele, che tu faccia qualcosa per Lui, mas não faça algo para ser aplaudido, ma non faccia qualcosa per essere applaudito, mas que tu faça algo porque você ama Deus ma che imensamente. tu faccia qualcosa perché ami immensamente Dio. Você ama Deus de todo o seu coração, Tu ami Dio con tutto il tuo cuore, com toda a sua con alma, tutta la tua anima, com toda a sua força, con tutta la tua forza, com todo o teu ser. con tutto il tuo essere. Deus ele tem expectativas sobre nós. Dio ha aspettative per
noi. Deus tem grandes expectativas sobre nós. Dio ha grandi aspettative su di E noi Ele não quer que nós nos apresentamos diante dele e non vuole che ci presentiamo davanti a com Lui restos que sobrou durante o dia, con i resti che sono avanzati durante la giornata, mas com o nosso melhor perfume, ma che è il nostro miglior com o profumo, nosso melhor de todos os dias. con il nostro meglio di ogni giorno. O Senhor te chama a ser apaixonado de novo por Ele. Il Signore ti chiama ad essere innamorato di O nuovo Senhor te per chama a Lui. queimar de novo por Ele. Il Signore ti chiama a bruciare di nuovo per Lui. Muitas vezes nós temos muito conhecimento, Molte volte abbiamo molta a conoscenza, nossa mente vai muito longe, la nostra mente va oltre, mas o nosso coração para de bater ma il nostro cuore smette di battere pela presença de Deus, per la presenza di Dio, aquela presença genuína, quella presenza genuina, aquela presença sem luzes, quella presenza senza aquela luci, presença sem aplausos, quella presenza senza applausi, aquela presença que ninguém vê. quella presenza che nessuno vede. E é Jesus que está nos chamando de novo È Gesù che ci chiama di nuovo para viver esse amor no secreto. per vivere questo amore nel segreto. Porque quando nós vivemos esse amor no Perché secreto, quando viviamo questo amore o nel Senhor segreto, apresenta nosso amor às il pessoas. Signore presenta il nostro amore O alle Senhor nos persone. levanta Il Signore ci alza e faz com que as pessoas vejam e fa con che le persone o vedano quanto o Senhor é adorado na nossa vida. quanto il Signore è adorato nella nostra vita. Então o Senhor nos chama nesse dia Quindi il Signore ci chiama in questo giorno para voltar per tornare ao primeiro amor. al primo amore. Porque Ele nos tirou de um lugar Perché forse ci ha tolto da un que você posto tenha ficado brabo com Ele, che ti sei arrabbiato que con você Lui, tenha dito, Senhor, por que me tirou daquele lugar? che gli hai detto Signore perché mi hai tolto da Porque questo naquele lugar posto, tinha morte para a tua vida. perché in quel posto c'era morte per E la o tua Senhor vita. quer que colocar em um lugar E il Signore vuole metterti in un onde posto tem vida, dove c'è vita, onde a tua história vai ser contada, dove la tua storia sarà onde a tua raccontata, história vai ser dove la lembrada. tua storia sarà ricordata. Mas somente Deus sabe, Ma soltanto Dio sa, somente Deus conhece. soltanto Dio conosce. Hoje nós descobrimos por que Deus tirou Abraão daquele lugar. Oggi abbiamo scoperto perché Dio ha tolto Abramo da quel posto. E um dia você também vai descobrir E un giorno anche tu scoprirai por que Deus tirou de certos lugares, perché Dio ti ha tolto da certi por que posti. Deus afastou certas pessoas, Perché Dio ha tolto certe persone. porque Deus te permitiu Perché Dio ha permesso a passar às vezes dores, di passare per dolori, a se sentir abandonado, sentirti a abbandonato, se sentir frustrado, sentirti frustrato. porque o Senhor quer que você viva. Perché il Signore vuole che tu O viva. Senhor tem vida para Il você. Signore ha vita per te. O Senhor tem história para Il você. Signore ha una storia E per não é uma te. história E qualquer. non è una storia qualsiasi. É uma história de obediência. É uma história de obediência. É uma história onde você crê Una storia dove tu credi que foi Ele que te tirou, che è stato Lui che ti ha tolto, que foi Ele que te che è chamou, stato Lui che ti ha chiamato, porque você ama o Senhor. perché tu ami il Signore. Acima de todas as coisas que você pode decidir para você mesmo. Sopra tutte le cose che puoi decidere per te stesso. Você ama o Senhor. Tu ami il Signore. Acima de todas as coisas que você possa decidir para você mesmo. Sopra tutte le cose che puoi decidere per te Então se stesso. levante hoje. Quindi alzati oggi. Se levante nessa nação. Alzati in questa Não nazione. durma. Non dormire. Você é apaixonado pelo Senhor. Sei innamorato del Signore. Essa nação tem que ver a tua paixão pelo Senhor. Questa nazione deve vedere la tua passione per il Signore. E quando você faz algo pro Senhor, E quando tu fai qualcosa per il Signore, você pode dizer: eu tô dando o meu melhor. puoi dire io sto dando il mio meglio. Eu tô dando o meu melhor. Sto dando il mio meglio. Mas eu te digo uma coisa: Ma io ti dico una cosa. quando nós nos paramos Quando ci fermiamo e nós ficamos na nossa zona de conforto, e siamo nella nostra zona di conforto, nós não crescemos. non cresciamo. Então o Senhor nos chama para fazer algo, sabe? Quindi il Signore ci chiama per fare qualcosa. Que dar o nosso melhor Che dare il nostro meglio também é aprender a dar o nosso melhor. è imparare a dare il nostro O meglio. nosso Deus precisa disso. Il nostro Dio ha bisogno di O nosso questo. Deus merece Il isso. nostro Dio merita O questo. nosso Deus merece que você Il nostro Dio merita che tu largue o teu tempo de Instagram lasci il tuo tempo di Instagram para aprender algo que vai ganhar almas nessa igreja. per imparare qualcosa che guadagnerà anime per la O Senhor Chiesa. merece Il Signore merita que você deixe um passeio que muitas das vezes você faz toda semana che tu lasci una passeggiata che magari fai tutte le para settimane se dedicar a algo per dedicarti a qualcosa que vai transformar vidas neste che lugar. trasformerà la vita di questo Talvez luogo. você vê tantas coisas que faltam nessa igreja. Magari vedi tante cose che mancano in questa chiesa. E existem muitas coisas. Esistono tante cose. Os trabalhadores são poucos. I lavoratori sono pochi E essa igreja é necessitada. e questa chiesa ha bisogno. Mas se Deus te fez ver, Ma se Dio ti ha fatto vedere, é que Deus está te dizendo: è Dio che ti sta dicendo: aprenda a dar o teu melhor. impara a dare il tuo meglio.
não é só falar eu estou dando o meu melhor. non è soltanto dire io sto facendo il mio meglio, É se levantar e aprender a dar o nosso melhor. è alzarti e imparare a fare il tuo meglio. Dar o nosso melhor Dare il nostro meglio é também aprender a fazer isso. è imparare a fare questo. Então o Senhor te chamou. Quindi il Signore ti ha chiamato. Talvez você olhe para minha cara e não ache eu tão simpática. Forse mi guardi e non mi trovi simpatica, Mas eu não morri na cruz por você. ma io non sono morta sulla croce Eu não per morri te. na cruz por você. Non sono morta sulla croce Você per não te. merece os meus aplausos. Non meriti i miei applausi. Deus Dio te vê. ti vede. Deus te vê no teu secreto. Dio ti vede nel segreto. Deus te vê no teu tempo com Ele. Dio ti vede nel tuo tempo con Deus te Lui. vê nos momentos em que ninguém te vê. Dio ti vede nei momenti in cui nessuno ti Deus te vede. aplaude Dio ti applaude quando os outros não te aplaudem. quando gli altri non ti applaudono. Mas eu te convido Ma io ti invito a procurar de novo a cercare di e nuovo voltar ao primeiro amor, e tornare al primo onde você amore, fazia loucuras, dove tu facevi pazzie, onde você gritava, dove gridavi, onde você declarava dove dichiaravi que o Senhor era o número 1 da sua vida. che il Signore era il numero uno della tua E vita ninguém podia roubar o posto que Ele tinha na tua vida. e nessuno poteva rubare il posto che Lui aveva nella tua vita. Eu te convido nesse momento a se colocar de pé. Ti invito ad alzarti, Convido o grupo de louvor para vir aqui em cima. invito il gruppo di lode a venire qua sopra, Convido você a colocar a mão no seu coração. ti invito a mettere la mano nel tuo cuore. Eu não sei o que você tem de precioso para colocar nas mãos diante do Senhor. Non so cosa hai di prezioso da mettere davanti al Signore, Eu não sei o que Deus te deu. non so cosa Dio ti ha dato. Mas você tem algo precioso dentro de você, nas suas mãos. Dio ti ha messo qualcosa nelle E mani talvez você não está querendo derramar aos pés do Senhor. e forse tu non vuoi versare ai piedi del Signore, Mas é para por isso que o Senhor está te pedindo ma è hoje. proprio questo che Lui ti sta chiedendo oggi. Derrame aquilo que eu te dei de precioso na minha presença. Versa ciò che ti ho dato di prezioso nella mia Derrama o que eu presenza. dei de precioso para curar essa nação. Versa ciò che ti ho dato di prezioso per curare questa nazione. Não olhe para aquilo que os outros vão pensar de você. Non prestare orecchio a ciò che gli altri penseranno di te, Mas venha até os pés do Senhor ma vieni ai piedi del Signore e derrame o seu melhor perfume. e versa il tuo miglior E profumo. derrame o seu melhor perfume. E versa il tuo miglior profumo. Eu senti algo no meu coração neste momento Ho sentito qualcosa nel mio cuore adesso e que não estava e che non era escrito. scritto. Mas eu gostaria de chamar uma pessoa para fazer essa oração. Ma mi piacerebbe chiamare una persona per fare Todos questa preghiera. vocês coloquem diante do altar do Senhor E tutti voi mettete davanti all'altare del aquilo que tu Signore entende de precioso para essa nação. ciò che hai di prezioso per questa Aquilo que o nazione, Senhor te trouxe para fazer neste lugar. ciò che Dio ti ha portato per fare in Talvez questo você está luogo, escondendo, ciò che stai nascondendo. mas o Senhor precisa que você derrame o teu melhor perfume diante dele. Ma il Signore ha bisogno che tu versi il tuo miglior profumo E davanti eu a queria Lui. que você já chegasse a Deus com o coração contrito neste momento, E vorrei che ti avvicini a Dio con un cuore rotto com o davanti a Lui. coração quebrantado, Un cuore rotto. e diga para o Senhor: E dica al Signore: eu trouxe aqui, Senhor, ho portato qui, o Signore, meu perfume. il mio profumo. Eu não sei qual é o seu nome, Non so qual è il tuo mas eu nome, gostaria de chamá-lo para fazer essa oração, ma mi piacerebbe chiamarti per fare questa preghiera, a orar para essa igreja. per pregare per questa chiesa. Eu sei que tem algo de Deus So che c'è qualcosa di Dio para fazer neste lugar, da fare in questo luogo através dessa oração. attraverso questa preghiera. Eu creio que Deus vai ministrar no seu coração. Credo che Dio ministrerà il tuo Eu creio cuore. que Deus vai quebrar Credo che Dio romperà todo o impedimento tutti gli impedimenti que você colocou che tu hai messo diante davanti, daquilo que Deus colocou nas suas mãos. ciò che Dio ha messo nelle tue mani. Amém? Amen. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vorrei salutare tutti con la Orava pace a del Deus, Signore. Lodare Senhor Dio. nosso Deus e nosso Pai. Estamos diante de Ti, Senhor, nesse momento. Ao qual tem usado a Tua filha, Senhor, para falar comigo, vem falar conosco. Eu sinto a Tua presença. Eu sinto o Senhor fazendo uma obra gloriosa nesse lugar, Senhor. Porque Tuas mãos estão estendidas. Entra agora com o Teu socorro naquele que está com a enfermidade, Senhor. Aquele que está triste, que possa se alegrar na Tua presença. Aquele que parou de chorar diante de Ti, Senhor, que possa reviver na Tua presença, porque nós cremos no milagre, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua misericórdia, porque Teu amor é grande e infinito sobre nossas vidas. Por isso estamos aqui diante de Ti,
te adorando, te glorificando, te exaltando, porque tu mereces tudo isso, Senhor, sobre as nossas vidas, que nosso coração possa estar sempre aberto para te adorar, porque nós somos milagre diante de ti. Nós estamos aqui na tua casa, sendo um adorador, que adora em espírito e verdade, porque tu és fiel, Senhor. Continua conosco, continua usando os teus vasos, Senhor, a tua serva, o teu servo, ungido essa casa de oração, Senhor. Tu tens chamado eles para fazer a tua obra, Senhor. Quantas vezes, Senhor, vem no teu coração para se parar, mas não para, marcha diante do Senhor para adorar, ganhar muitas almas para o reino do Senhor. Pai, fica conosco, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E amém. Aleluias. Espírito Santo, aleluias. Espírito Santo, nós rendemos a Ti, Senhor. Nós rendemos a Ti, Senhor. Nós derramamos o nosso perfume aos Seus pés. Nós versiamo il nostro profumo ai Tuoi piedi, Signore. Ah, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. Noi versiamo il nostro profumo ai Tuoi piedi, Signore. Sei tutto che ci hai nascosto dentro di noi, Signore. Tu ci hai chiamato per un'opera più grande. Alla presenza del Signore, sentati libero questa sera, ma non uscire da qua senza fare questo gesto di adorazione, Signore. Mettere davanti a Lui, mettere davanti a Lui, metti davanti a Lui ciò che Lui ti ha dato questa sera. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, lavara chora. Sono ai Tuoi piedi per donarti tutto ciò che sono. Ricevi qui, Gesù, il mio profumo, le mie lacrime che cadono, basta uno sguardo al tuo viso, mi hai perdonato quando io ti ho visto. E tutti i miei tesori io riverserò davanti a te. Io rompo il mio vaso, io rompo
piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi, ai piedi del mio amato. Sono ai tuoi piedi, sono ai tuoi piedi, per donarti tutto ciò che sono, tutto ciò che ho. Ricevi qui Gesù, il mio profumo, le mie lacrime che cadranno, passano e sguarda il tuo viso. Mi hai perdonato quando io ti ho visto, e tutti i miei timori, e tutti i miei timori io li verserò davanti a te. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi, ai piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi, ai piedi del mio amato. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. Non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. Non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. Non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. e non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. Non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. Non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi, ai piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai
ai piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. nostro primo amore. È tempo di tornare a fare le opere che facevamo una volta. È tempo di ritornare a fare le cose per Dio, non per gli uomini, per Dio. È tempo di tornare a sciogliersi alla sua presenza. È tempo di ritornare a pregarlo non per le nostre necessità, ma perché abbiamo il piacere di stare con sua compagnia. È tempo di ritornare a leggere la Bibbia, non per imparare di più, ma affinché la Bibbia comandi la nostra vita. È tempo di ritornare a Dio con tutto il nostro cuore. Parola che lo Spirito Santo ha ministrato questa sera in questo luogo possa non perdersi, ma possa portare frutto nelle nostre vite,
cambiando da ora in avanti il nostro modo di vivere la nostra vita cristiana, e possiamo vivere una vita cristiana gioiosa, ritornando ad essere innamorati veramente del nostro Gesù. Amen. Amen. Possiamo accendere le luci. Purtroppo dobbiamo concludere questo culto. Ma che lo Spirito Santo possa continuare a ministrare i nostri cuori, anche quando la musica finirà, anche quando tutte le luci saranno accese, anche quando usciremo da qua. Che lo Spirito Santo possa ricordarci in ogni momento che noi siamo amati, abbiamo un Dio che ci ha dato la vita, e questo Dio vuole che ritorniamo a Lui con tutto il nostro cuore. Amen. Dobbiamo festeggiare i nostri compleanni, no? Questo clima compleanni. Ora dobbiamo festeggiare i nostri compleanni della settimana. C'è John che è già qua, c'è qualcun altro che ha compiuto gli anni, la Dieula, la Natalia, dov'è? È vero, la Natalia non aveva festeggiato la settimana scorsa. Andate a chiamare la Natalia. Giacomo, dov'è Giacomo? Giacomo, vieni qua che non avevi festeggiato. Chiamate la Natalia per festeggiare il suo compleanno. Grazie. Giacomo. Nel frattempo presentiamo anche i visitanti di questa settimana. Sono stati con noi Nora, Nicole e William, che sono là dietro. È stato con noi anche Francesco, che è là, e i genitori del nostro diacono Paolo, pastore Juvenal, e sua moglie Neva. Cosa può dire la Chiesa a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Giacomo sta salendo, la Natalia. La Natalia salta. Allora c'è Giacomo, c'è John, venite qua per piacere. Ah, John, vieni qua, tocca. Va bene, dai. Vieni qua, John, vieni qua che c'è il filo lungo. Facciamo una preghiera per loro, perché Dio possa benedire questo nuovo anno. Sono entrati. Padre, nel nome di Gesù vogliamo mettere davanti a te questo nuovo anno dei nostri fratelli John e Giacomo. Io ti chiedo, Padre, che tu possa benedirli, che tu possa essere con loro in ogni giorno, in ogni avventura che questo nuovo anno ti sta riservando. Che tu possa portare la tua presenza insieme alla tua gioia e alla tua allegria nelle loro nuove case, nelle loro nuove famiglie e nelle loro vite. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida.
Dopo il culto c'è da mangiare, quindi non andate via, fermatevi, mangiamo qualcosa insieme. Per il resto che Dio possa benedire la settimana di tutti quanti noi, che Dio possa riempire le nostre case con il suo amore, con la sua gioia, con la sua presenza. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutta la Chiesa e insieme possiamo dire Amen. Che Dio ci benedica nel nome di Gesù.